Sopra quota 200, 418 nuovi positivi e 6 morti. La zona gialla si avvicina per il Friuli Venezia Giulia. Arriverà entro fine mese, dice Fedriga. Peso sul mondo del lavoro, delle menzogne sui vaccini. Bocciata la mozione di censura nei confronti dell'assessore Gibelli per il caso KV. Nessuna censura, dice Fedriga, ma non vogliamo che tesi che offendono la memoria siano associate all'immagine della regione. Grande convegno al castello di Susanz per i 60 anni del consorzio di San Daniele. Il ministro Patuanelli, accordo tra pubblico e privato fondamentale per la tutela dell'agroalimentare. 2 giorni di riprese a Premariaco per il nuovo capitolo di Diabolic. Sotto il ponte romano arriva anche Miriam Leone, protagonista della pellicola. In copione anche un tuffo nel Natisone. Destiny Udoge ha lasciato il ritiro dell'Under 21. L'esterno bianconero fermato dall'influenza torna a Udine e salta le sfide contro Irlanda e Romania. Buonasera a tutti, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. In primo piano l'emergenza Covid con gli ultimi numeri che riguardano la nostra regione, un'incidenza sopra quota 200, 418 nuovi positivi e l'allarme lanciato dal presidente Fedriga. Il Friuli Venezia Giulia salvo cambi di rotta, entro fine mese finirà in zona gialla e dopo la zona gialla arriva l'arancione, ha detto Fedriga, e si comincia a penalizzare le attività economiche. Oggi altre 6 vittime, delle quali 3 a Trieste, con il più grande focolaio della storia della pandemia nella nostra regione. L'allarme ormai è chiaro e palese. Entro fine mese il Friuli Venezia Giulia abbandonerà la zona bianca per tornare alle prime restrizioni anti-Covid con la zona gialla. È sancito dai numeri in costante crescita sia nell'incidenza che nei tassi di occupazione di terapie intensive e posti letto ed è certificato dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. Nelle ultime 24 ore sono 418 i nuovi contagi da Covid emersi in Friuli Venezia Giulia, 364 da 7.075 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 5,14% e 54 da 14.993 test rapidi antigenici. 6 le vittime, una 63enne di Latisana, una 71enne di Trieste, una 85enne di Gorizia, un 90enne di Trieste e 2 92enni di Gorizia e di Trieste, quest'ultima deceduta in casa. Resta alto il numero di pazienti ricoverati per patologie legate al Covid, 19 in terapia intensiva e 126 negli altri reparti. A spaventare ora sono anche i contagi nelle strutture sanitarie, con la SUGI che ha segnalato 9 positività, uno psicologo, un operatore sociosanitario, un tecnico e 6 infermieri. E nella giornata di oggi l'incidenza è tornata a salire, superando quota 200 casi ogni 100.000 abitanti in regione. Se dovessero proseguire i numeri dei contagi come ora, c'è il rischio che noi, entro fine mese, anche se probabilmente prima, andremo in zona gialla. Parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che amaramente aggiunge: vuol dire che dopo apriremo le porte alla zona arancione e che si comincia a penalizzare le attività economiche. Non possiamo permetterci di mettere in ginocchio chi ha già sofferto tanto e che si è rialzato con grande forza. Non possiamo far pagare loro, conclude, il prezzo di persone che inseguono menzogne sui vaccini. Inoculazione della terza dose del vaccino anti-Covid oggi per i 58 ospiti della casa di riposo comunale Casa Mafalda di Aiello. Siamo andati a vedere. Sono oltre 100 in sostanza le persone che gravitano attorno a questa realtà di Casa Mafalda qui ad Aiello del Friuli, quindi la terza dose arriva insomma un po' come una benedizione. Sì, arriva come una benedizione soprattutto in questo periodo in cui aumentano i contagi. La terza dose sarà inoculata in linea di massima a tutti gli ospiti e adesso bisogna vedere le tempistiche, siamo in allerta perché appunto la situazione a livello regionale come è noto è critica e quindi abbiamo dovuto allertare anche i familiari, nel senso che facciano molta attenzione quando vengono in visita, quindi evitare, perché per noi sarebbe una situazione molto grave, di grave difficoltà dover affrontare dei contagi interni e soprattutto per non mettere a repentaglio la salute e la vita dei loro cari.
Quanti sono gli operatori che lavorano all'interno della struttura? Ma all'interno della struttura lavorano una cinquantina di operatori, sono in gran parte dipendenti da una cooperativa in appalto e quelli che sono in servizio hanno ricevuto tutte le 2 dosi di vaccino e magari chi è stato malato di Covid solo una, comunque adesso stanno cominciando a ricevere anche la terza dose. C'è stato un incidente mortale oggi in autostrada A4 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto. Ha perso la vita un uomo di 61 anni di Romans di Sonzo, Mauro Toniolo. L'incidente ha coinvolto un furgone del quale era alla guida nel tamponamento con un mezzo pesante. I vigili del fuoco di San Donà e Mota di Livenza sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi. È stato individuato, nonostante il muro di gomma alzato dai suoi coetanei, il vandalo che con una motosega ha tagliato la panchina in legno a tolmezzo tra l'autostazione e il polo scolastico del capoluogo carnico. Si tratta di uno studente di 18 anni che ha agito a volto coperto, probabilmente sotto l'effetto di alcol o sostanze psicotrope. A identificare il giovane è stata la polizia locale della comunità di Montagna della Carne, che lo ha indagato per danneggiamento aggravato. Squadra mobile e ufficio immigrazione della questura di Udine hanno scoperto un giro di falsi documenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Esaminando la richiesta presentata da un 28enne cittadino pakistano è emersa una truffa nazionale. Al centro un'ignara azienda vivaistica veronese che era stata scelta come copertura dal 28enne e da altri 27 cittadini stranieri che avevano presentato domanda in diverse prefetture. Tutte le richieste saranno bloccate e gli interessati denunciati. Nei guai anche un 28enne e un 25enne pakistani che avevano finto di essere dipendenti, datori di lavoro segnalati, anche un 63enne italiano, un 19enne gambiano che avrebbe dovuto lavorare come suo domestico a Udine, ma in realtà era impiegato a Sassari con tutt'altre mansioni. Non luogo a procedere per 3 attiviste di Rete Solidale e 9 richiedenti asilo accusati di occupazione di suolo pubblico e privato nel 2017, quando una settantina di profughi riparò al Bronx. Così ha deciso oggi il giudice del Tribunale di Pordenone, prima dell'udienza sit-in di solidarietà agli imputati. La solidarietà non è un reato, questo in estrema sintesi è il risultato dell'udienza di oggi al Tribunale di Pordenone nel processo che vedeva accusate 3 attiviste di Rete Solidale, associazione che si occupa di immigrati, e 9 richiedenti asilo. L'accusa era quella di occupazione abusiva di terreno altrui e pubblico e di deturpamento dello stesso e i fatti risalgono ai primi mesi del 2017, in piena emergenza profughi, quando una settantina di stranieri occuparono parte dei parcheggi del centro direzionale Galvani, conosciuto come Bronx, per ripararsi da pioggia e freddo. Rete Solidale, con le attiviste Luigina Perosa, Elisabetta Michelin e Gabriella Lobeau si adoperarono portando coperte e viveri a favore degli stranieri senza fissa dimora. Il tutto si concluse con uno sgombero da parte delle forze dell'ordine, ma la storia non è finita lì e così le 3 attiviste e i 9 profughi che non avevano diritto all'accoglienza sono stati denunciati e finiti a processo, ma il giudice Alberto Rossi ha stabilito che, vista la tenuità del fatto e le condizioni nel momento in cui questo è avvenuto, non si debba procedere, accogliendo la richiesta dell'avvocato difensore Laura Ferretti e scagionando così le 12 persone. Siamo tanto felici e contenti. Il fatto che ci sia stata questa sentenza del giudice in prima udienza e anche da una parte paga un po' tutta la mobilitazione che c'è stata e tutta la solidarietà che è stata espressa da una bella parte di Pordenone, e nello stesso tempo dimostra anche quanto sia assurdo pensare di poter sanzionare persone perché in qualche modo fanno dormire altre persone che non hanno nulla sopra degli stalli di automobile anziché alla pioggia. Prima dell'udienza, in mattinata fuori dal tribunale, si è svolto un sit-in pacifico con molte persone che hanno manifestato la loro vicinanza agli imputati con tanto di cartelli con la scritta "C'ero anch'io", a sottolineare come fossero stati in tanti nel 2017 a portare vestiti o coperte ai profughi nel Bronx. Fermato a Monfalcone un gruppo di 9 migranti, 8 cittadini pakistani e un cittadino afghano. Sono stati rintracciati in via Romana, tutti sono risultati negativi al tampone, sono stati denunciati alla procura di Gorizia per ingresso clandestino e portati al CARA di Gradisca.
Un 31enne residente a Gorizia è stato denunciato per resistenza e per guida sotto l'influenza di droghe perché in passaggio Sant'Andrea a Trieste la guida della sua auto ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso e poi non si è fermato all'alt della Digos, ne è nato un inseguimento ad alta velocità verso il centro cittadino che l'ha portato poi a entrare anche in zona pedonale in Piazza Verdi. È stato arrestato nella nostra regione un uomo che circa 10 anni fa picchiò una donna a Lamezia Terme. Il ricercato è stato identificato dai carabinieri di Aurisina. Si tratta di un cittadino rumeno di 37 anni. È stato portato al Coroneo, dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Un negozio di autoricambi è andato in fiamme a Trieste, in via San Francesco. L'incendio si è propagato dal magazzino dell'attività e a lanciare l'allarme sono stati i passanti che hanno notato il fumo che usciva dal negozio in quel momento chiuso alla clientela. Ingenti i danni. Nessuna censura, ma non vogliamo che tesi che offendono la memoria siano associate alla Regione. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commenta così la bocciatura della mozione di censura nei confronti del suo assessore Tiziana Gibelli per il caso KV, mozione che è stata discussa oggi in Consiglio regionale. Respinta la mozione di censura nei confronti dell'assessore alla cultura Tiziana Gibelli, presentata dalle opposizioni. Primo firmatario Furio Onsel di Open FVG, è stata bocciata dall'Aula del Consiglio regionale dopo una discussione piuttosto intensa. Tutto nasce dalla decisione della Regione di non consentire alla casa editrice KV di esporre i propri libri nello stand dell'ente al Salone del Libro di Torino. Gli editori sono spesso stati nel mirino del centrodestra e della destra per alcune pubblicazioni piuttosto critiche sulle dimensioni del fenomeno delle foibe. Onsel ha sottolineato come la questione non sia legata a quel tema, ma a una decisione definita inaccettabile da parte di un assessore. In aula è intervenuto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il quale ha sottolineato che noi non censuriamo nessuno, abbiamo solo affermato con determinazione che le tesi che offendono la memoria della sofferenza delle genti di questa terra non possono essere abbinate in alcun modo all'immagine istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. I 60 anni del Consorzio del Prosciutto di San Daniele sono stati celebrati con un convegno al Castello di Susans, durante il quale si è parlato anche dell'alleanza tra pubblico e privato per valorizzare l'agroalimentare. L'alleanza fra pubblico e privato anche nella promozione dell'agroalimentare è fondamentale per valorizzare una comunità e un prodotto che deve essere sempre più apprezzato dai consumatori internazionali. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga, intervenendo alla tavola rotonda organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele per il 60° dalla sua costituzione nel Castello di Susans. Hanno partecipato il presidente e il direttore del Consorzio, Giuseppe Villani e Mario Emilio Cicchetti. Si sono collegati da remoto il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli e Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo. La politica, ha sottolineato Fedriga, deve tutelare le produzioni di qualità. Nel modo di non andare incontro a richieste alquanto strane che arrivano da multinazionali dell'alimentare che vogliono in realtà omologare invece che valorizzare le differenze e le qualità delle produzioni agroalimentari dei territori. Il San Daniele, come tante altre produzioni del Friuli Venezia Giulia, sono prodotti di qualità e dentro questa qualità ci sono i costi della qualità che devono essere valorizzati anche sul mercato. La qualità del San Daniele, ha aggiunto il governatore, deriva dall'ambiente in cui viene prodotto, che va quindi tutelato. La qualità San Daniele, per esempio, deriva proprio dall'ambiente nel quale viene prodotto. E l'ambiente è fondamentale tutelarlo facendo gli interventi necessari affinché non degradi e non venga abbandonato. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto che un'ideologia ambientalista era per l'abbandono. L'abbandono vuol dire danneggiare l'ambiente, non salvaguardarlo. Poi una riflessione sull'asse agroalimentare-turismo. Noi abbiamo proprio deciso, proprio appena sono arrivati in Regione, di portare la promozione dell'agroalimentare dentro promoturismo, perché pensiamo che sia un asset fondamentale per la promozione del territorio e l'agroalimentare, soprattutto considerando il Friuli Venezia Giulia, che ha sia da produzioni importanti come il San Daniele, ma anche dalle piccole produzioni, le piccole tipicità, un valore aggiunto enorme. Soprattutto in questo momento dove il turismo slow sta acquisendo sempre più spazio a livello internazionale,
l'agroalimentare tipico e anche di nicchia può diventare un valore aggiunto enorme per attrarre turisti e per far sì che questi prodotti rappresentino sempre di più una ricchezza per il nostro territorio anche di tipo economico, non soltanto culturale come lo è già. Numeri significativi nei primi 9 mesi dell'anno per Crédit Agricole Friuladria, con 8 miliardi di euro di impieghi e l'erogazione di oltre 3.000 mutui, segnali positivi che si riflettono su manifattura e consumi anche grazie alla campagna vaccinale. Più di 8 miliardi di euro di impieghi e 18.000 nuovi clienti acquisiti. Sono questi i numeri più significativi dei primi 9 mesi di Crédit Agricole Friuladria. In termini di raccolta complessiva, l'istituto bancario ha fatto segnare una significativa espansione del bacino di raccolta diretta, più 6% annuo, e della raccolta gestita, più 13%. Migliorano inoltre gli indicatori della qualità del credito. Le incidenze dei crediti deteriorati netti si attestano all'1,8%, con coperture pari al 59%. Anche sul fronte del sostegno a famiglie e imprese i numeri sono significativi, con circa 3.300 nuovi mutui e 736 milioni di euro di erogazioni a medio-lungo termine a privati e aziende. L'utile di periodo per Friuladria si attesta a 56 milioni di euro ed è in crescita del 47% anno su anno. Dati che, come sottolineato dal direttore generale di Crédit Agricole Friuladria, Carlo Piana, mostrano che nel nord-est del paese la ripresa è in atto, spinta dalla campagna vaccinale, e si sta manifestando con crescite significative dell'attività manifatturiera e dei consumi delle famiglie. L'andamento della banca, sottolinea il direttore, al 30 settembre riflette proprio questa tendenza dell'economia. La zona di Maniago, Fanna e Spilimbergo presenta dati preoccupanti per quanto riguarda la qualità dell'aria, con inquinanti e metalli pesanti ai livelli di Trieste. A denunciarlo è il circolo di Legambiente di Pinzano. L'area della pedemontana pordenonese è malata e al più presto vanno presi provvedimenti a tutela della salute delle persone. Questa la presa di posizione del circolo di Legambiente di Pinzano alla luce dell'ultimo report che ha realizzato. Nel mirino finiscono così attività industriali, inceneritori e aree di smaltimento, rifiuti. Secondo Legambiente, analizzando i dati del catasto emissioni, sono presenti concentrazioni molto elevate di sostanze inquinanti come l'anidride carbonica e sostanze acidificanti, strettamente correlate alle attività di incenerimento nell'area pedemontana del Friuli Occidentale, che toccano quasi i livelli di Trieste. In particolare si rilevano quantitativi elevatissimi di anidride carbonica e ossidi di azoto, sia in valore assoluto sia in concentrazione per chilometro quadrato nel territorio di Fanna. Maniago è il primo comune in regione per quanto riguarda le emissioni di metano collegate al trattamento dei rifiuti, mentre elevate concentrazioni di ammoniaca e metalli pesanti, come il mercurio, si riscontrano nello Spilimberghese, con una percentuale di oltre il 90% dei rifiuti speciali e pericolosi inceneriti nell'impianto locale di provenienza extraregionale. Per questo il circolo di Pinzano chiede alla Regione di monitorare l'area quale sorvegliata speciale, predisporre un piano per la riduzione dei rischi derivanti dalle emissioni sul territorio e avviare lo studio epidemiologico, più volte annunciato, sull'impatto degli inquinanti pericolosi sulla salute umana, in particolare sulle fasce più deboli della popolazione. Cani e gatti sono in lista d'attesa per essere vaccinati contro le patologie che li colpiscono maggiormente. È un effetto collaterale del Covid che ha frenato la produzione di vaccini che riguardano gli animali da compagnia. Tempi duri per gatti e cani in attesa di essere vaccinati. Le dosi per ogni patologia non si trovano, tardano ad arrivare. A lanciare l'allarme sono diversi proprietari di animali di casa e gli stessi veterinari che non riescono a reperire i vaccini sul mercato. Il presidente dell'Ordine dei Veterinari di Udine, Alberto Bernava, ipotizza che le case farmaceutiche abbiano dirottato la produzione di alcune linee puntando su altri farmaci indispensabili per le persone. Una situazione critica, spiega Bernava, con cui dobbiamo confrontarci. Il problema era già presente, ma la situazione è peggiorata con l'emergenza Covid. Nel nostro settore, continua, ogni tanto i farmaci spariscono e riusciamo a trovarli sul mercato dopo qualche mese. Analogo il problema per i mangimi umidi, continua il presidente dell'Ordine dei Veterinari. Evidentemente la loro produzione ha subito rallentamenti a causa della mancanza di materie prime. Bernava comunque rassicura, la copertura vaccinale per gli animali si protrae per qualche mese. Basta informarsi con i veterinari di fiducia per avere notizie sul reperimento o meno di nuove scorte di vaccini. 2 giorni di riprese a Premariaco per il nuovo capitolo di Diabolì, che sotto il Ponte Romano. Arriva anche Miriam Leone, protagonista della pellicola. In copione c'è anche un tuffo nel Natisone.
Eva Kent si tufferà nelle acque del fiume Natisone. Accadrà nel sequel di Diabolic, per il quale la prossima settimana saranno girate delle scene anche a Ponte Romano, in comune di Premariacco. Sarà Luca Marinelli a vestire i panni del ladro per eccellenza del fumetto italiano, creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. Nei giorni scorsi sono iniziate a Trieste le riprese dell'attesissimo film dei Manetti Bros. Tra le location scelte dalla troupe per il secondo capitolo di Diabolic c'è appunto anche il Natisone, nel tratto in cui attraversa Premariacco. Venerdì e sabato prossimi sarà girata la scena in cui Miriam Leone si tufferà nel fiume, nelle acque sottostanti il ponte. Lo staff per le riprese si avvarrà anche di droni e gommoni. Oltre agli attori protagonisti, Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastrandrea nelle vesti dell'ispettore Ginco, la troupe sarà composta da una trentina di persone a bordo fiume. I cittadini sono fieri della scelta fatta dalla produzione, commenta il vice sindaco Demis Ermacora, assessore al turismo. Sono orgogliosi del corso d'acqua e il tratto scelto per le riprese è uno dei più suggestivi. Confidiamo, conclude, che questo fatto incuriosisca le persone e le spinga a venire a visitare il nostro territorio e a scoprirne anche altre bellezze. Presentato ieri sera a Codroipo il libro dedicato a Jacum Daigeis in occasione dei 100 anni dalla sua morte. Sarà in edicola venerdì. Un rivoluzionario alla friulana e un influencer ante litteram. Sono solo alcune delle definizioni con cui è stato ricordato Giacomo Bonutti, meglio conosciuto come Jacum Daigeis, al quale è stato dedicato un libro presentato ieri sera in municipio a Codroipo. Contiene i racconti che vedono protagonista il celebre artigiano e commerciante ambulante di cesti, raccolti dallo scrittore Angelo Covazzi, scomparso lo scorso gennaio e già pubblicati in passato da Ribis Editore. Jacum Daigeis, ricordato il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, è stato al centro di molte innovazioni. È entrato nella cultura popolare senza aver mai scritto nulla, ma solo grazie ai racconti tramandati per via orale. È stato poi anticipatore di strategie di marketing perché in tempi di grande povertà aveva capito che è meglio vendere con il sorriso che con la tristezza. Infine, Jacum non lisciava il pelo ai potenti, ma coltivava il pensiero laterale e anche di questo c'è tanto bisogno oggi. Il libro, pubblicato dal settimanale Il Friuli, uscirà nelle edicole venerdì prossimo 12 novembre. Il progetto è sostenuto dai comuni di Codroipo, Talmassons e Pocenia, accanto a Confartigianato e Confcommercio, con il determinante apporto dell'Arlef per attualizzare la grafia friulana. Prosegue a Udine il progetto di Simone Mestroni, Città della Poesia, con le serrande dipinte di due attività del centro del capoluogo friulano, un'edicola di via Mercato Vecchio e un'osteria di via Aquileia. Nuovi volti di due scrittori animano le strade di Udine. Il viso di Alda Merini è apparso sulla serranda dell'edicola posta al centro di via Mercato Vecchio. Quello di Italo Calvino, invece, è apparso sulla saracinesca dell'osteria I Vecchi Parrocchiani di via Aquileia. Sono gli ultimi due autori omaggiati dall'artista udinese Simone Mestroni per dare continuità al suo progetto artistico Città della Poesia, nato a maggio del 2018 e che fin dagli esordi ha puntato a colorare il capoluogo friulano con le citazioni e i dipinti dei più celebri intellettuali del Novecento. Il ritratto della poetessa di Milano è stato portato a termine a fine ottobre e si è concluso in tempo per il 12° anniversario della morte della scrittrice, avvenuta il 1 novembre del 2009. Si tratta della seconda poetessa milanese onorata a Udine dopo il viso di Cristina Campo realizzato in via Stringer. Questa è la frase che appare lungo l'arteria del centro città. L'amore, quello che io cerco, non è certo dentro il tuo corpo che adagi su donne facili senza alcuno spessore. Un inno contro la superficialità, ci spiega il 32enne friulano Mestroni, che domenica scorsa ha terminato anche il volto di Italo Calvino, celebre autore di fiabe italiane, dal barone rampante, Marco Valdo e il visconte di Mezzato. Sono entrambi due poeti italiani importantissimi che ho scelto anche per bilanciare la presenza degli scrittori esteri, precisa Mestroni, che con questi ultimi due dipinti è arrivato a 18 graffiti, calcolando anche quelli realizzati fuori regione. A questi va aggiunta anche la copertina del progetto, rappresentata dal dipinto realizzato sulla facciata della cabina dell'Enel in viale 23 marzo. Dalla poesia alla musica, perché il 3 dicembre il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà la Ceghedaccio Symphony Orchestra, l'orchestra classica nata dalla volontà di Renato Pontoni di portare in teatro la musica disco, un segnale di ripartenza in attesa dell'appuntamento in fiera.
Niente DJ set, ma archi e fiati. Niente pista da ballo, ma platea e gallerie. Il Ceghedaccio non c'è, ma la musica anni 60, 70 e 80 trova una nuova casa. È il Teatro Nuovo Giovanni da Udine con la serata evento del 3 dicembre della Ceghedaccio Symphony Orchestra. L'orchestra che dal 2018 porta sui palchi e nelle arene della regione la musica disco riarrangiata in chiave classica. Abbiamo preferito fare questo format non da ballo ma da spettacolo perché appunto c'è il 100% e quindi la ripartenza per noi è molto importante e questo spettacolo è davvero accattivante ed emozionante. Speriamo che tanta gente ci sostenga perché è veramente unico nel suo genere. In attesa di tornare a ballare col Ceghedaccio, quello vero e proprio. Sì, quello per quest'anno abbiamo messo via, però il prossimo anno speriamo di ripartire già in aprile con la nuova edizione perché alla gente insomma manca. Tanti dei nostri clienti ci scrivono che vogliono ballare, che vogliono stare in compagnia. Lo scopo principale era quello, no? Cercare di dare un sound che fosse da un lato acustico orchestrale e dall'altro con quel groove, quella emotività e quell'energia dei brani originali. C'è qualche brano che l'ha particolarmente colpita o divertita a dirigere? Senza svelare segreti, però voglio dire, facciamo un grande medley degli ABBA, che in qualche maniera è anche un tributo in quest'anno in cui sono tornati fuori con un loro disco, e quello è una grande emozione perché in qualche maniera ha rappresentato veramente la storia di un certo periodo e quindi è estremamente divertente. Destiny Udoge, l'esterno dell'Udinese, ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21, dovrà saltare le prossime sfide contro l'Irlanda e la Romania, torna a Udine perché influenzato, è già stato sottoposto a tampone che ha dato esito negativo, ne parliamo tra poco a Sport FVG, in una prima pagina dedicata tutta all'Udinese anche con i dati del CIES che nel monitoraggio mensile la pongono come squadra più straniera d'Italia e anche tra le più straniere d'Europa. Tra poco nell'appuntamento con lo sport. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.